Scorzè, una 26enne nigeriana è stata arrestata per tratta di esseri umani. A condurre richiesta alla procura di Catania basandosi sulla testimonianza di una minorenne che ha raccontato come le sia stato promesso un lavoro in Italia e come invece sia stata ritrovata a prostituirsi per saldare il debito con chi l'aveva fatta approdare su un barcone. Ha raccontato che durante il viaggio lei e altre ragazze sono state sottoposte ad un regime di terrore con riti voodoo e non sarebbe il primo caso. A gennaio altre due nigeriane sono state accusate di aver utilizzato riti magici per indurre giovani connazionali a prostituirsi. Tessera, un trentenne bengalese si è presentato al check-in dell'aeroporto Marco Polo per volare in Bangladesh, ma è stato fermato come presunto sostenitore dell'ISIS. Nella vita fa il negoziante, ma lo scorso ottobre è stato segnalato dalla direzione anticrimine della polizia perché potenzialmente pericoloso, attivo su internet come sostenitore dell'ISIS. Gli agenti avrebbero sequestrato 2 hard disk e altro materiale informatico, utile anche per individuare eventuali fiancheggiatori. Per ora il trentenne è indagato per istigazione all'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Venezia. La moglie del rabbino capo Shalom Babut sarebbe caduta a terra dopo essere stata colpita accidentalmente da una turista israeliana che passeggiava con 2 amiche in campo del Ghetto Nuovo. L'incidente le avrebbe procurato la frattura del femore. Nessuna delle 3 l'avrebbe aiutata, mentre in suo soccorso sono giunti altri residenti che hanno atteso l'arrivo dell'idroambulanza. Il rabbino si è messo alla ricerca del nome della turista, trovandolo qualche settimana dopo e recandosi in procura per la querela.